Si è ipotizzato, e questo verrà valutato dagli uffici comunali, se adottare in alcuni momenti, ad esempio, non il blocco di nessuna strada, ma per esempio una disciplina, diciamo, degli accessi e dei percorsi. Percorsi obbligati contro gli assembramenti nelle vie principali di Treviso. A richiederlo il prefetto, che per questo ha convocato il sindaco Conte e il comandante della Polizia Municipale Gallo al Comitato Sicurezza riunito questa mattina in prefettura. Se in un certo momento una strada o una piazza diventa visibilmente troppo piena, si mette, per dire, il nastro e si dice ecco, non puoi tornare indietro, ma devi uscire facendo un altro percorso. Sorvegliato speciale il Calmaggiore a Treviso, ma anche il centro di Castelfranco. Altro punto dolente riguarda la permanenza nei locali sui plateatici. Un appello ai cittadini: si può prendere il caffè, ma una volta che si prende il caffè ci si alza e si va via e ci si rimette la mascherina. Per il sindaco serve maggiore consapevolezza. Io non credo che servano restrizioni particolari. Maggiore attenzione la devono fare i titolari degli ambienti, dei bar, dei locali, perché nei plateatici si manifestano delle situazioni che possono risultare pericolose, però credo che con il buon senso e con un po' di attenzione si possa risolvere tutto. Pronto però, se dovessero ripetersi assembramenti, a decisioni anche drastiche. Eventualmente anche a attuare i sensi unici piuttosto che la chiusura di strade e piazze. Altro tema caldo, l'incarico alle prefetture di gestire il trasporto degli studenti con il ritorno in classe. Già la prossima settimana saranno convocati in prefettura il presidente Mom Colladon e la dirigente scolastica Sardella per concretizzare la soluzione pensata dal prefetto. Quantomeno uno sfalsamento delle entrate e quindi delle uscite dei ragazzi in alcuni plessi. Dovremo valutare dove ci sono questi problemi.